difficoltà e non si può capire qual è l'importanza che 160 voti che ci dividono, 120, 130, valgono zero rispetto a quello che insieme possiamo fare. Dovete stare per favore con calma. Io ho riflettuto molto, ma ho chiamato Severo Adduce e ho detto diamo una prova di maturità. Matera ha bisogno di tranquillità perché insieme questa città può crescere e risognare. Salvatore mi ha invitato a salire sul palco, io sono stato felice e insieme vedrete questa città riprenderà a camminare. Poi ognuno ha una coscienza politica, ha una sua appartenenza, ha un entusiasmo, ma in questo momento il malato grave è la città. Ecco perché dobbiamo essere cauti, dobbiamo essere calmi, dobbiamo sapere, e qui finisco, la nostra è una partita difficile. Partivamo con un divario enorme, questa amministrazione comunale aveva già 24 consiglieri, da stasera ne ha 25, con Adduce sindaco. Noi che siamo stati indicati dalla città già nel primo turno opposizione, faremo l'opposizione, ma questo non vuol dire non fare gli interessi di Matera, perché Matera è in una gravità che voi conoscete, che tutti noi sappiamo, e abbiamo la necessità, da persone mature che vogliono bene alla città, che questa non è una partita di calcio. Siamo partiti dallo 0-0, è finita la partita con al 94esimo minuto, ma al di là di una partita di calcio Matera è al primo posto nel cuore, nella testa, e dobbiamo farla vincere. Ecco perché in questo giorno di festa non voglio una festa divisa fra due parti, voglio una festa comune. Ciao Matera! Angelo, io appena sono salito sul palco prima, il primo complimento l'ho rivolto a te per una performance che io stesso non mi aspettavo, e l'ho rivolta anche a tutti i tuoi sostenitori, non soltanto agli elettori ma anche a tutti coloro che hanno faticato e hanno spiegato e hanno ragionato e hanno con entusiasmo voluto sostenerti. Io credo che sia necessario che innanzitutto io non smentisca quello che ho continuato a dire durante tutta la campagna elettorale. Non ti ho mai chiamato neppure avversario, ti ho chiamato concorrente, qualche volta ti ho anche fottuto un po', tu l'hai fatto con me, io ti sono grato per l'immensa partecipazione che sei riuscito a suscitare. Noi da stasera dobbiamo unire e non dividere, stare insieme per affrontare le questioni difficili, per soffrire con i materani e le materane, per gioire con i materani e le materane. Ho chiesto al Presidente della Regione, da stasera, come disse John F. Kennedy a Berlino, siamo tutti materani. Grazie a tutti, buon lavoro a tutti, ci vedremo e saremo capaci di dimostrare il grado di civiltà di questa grande città che merita molto, molto, molto più di quello che ha ottenuto fino ad oggi. Evviva!